Eccoci, Mandi Fantaz, ma soprattutto Mandi Fantates, e benvenuti alla presentazione di questo nuovissimo Friulian Streaming Music Channel. Dico Palace. Cese che roba di Zeres Whiteys. È un portale dove voi potete ascoltare in streaming, cioè direttamente dal computer, tutte, ma proprio tutte le canzoni mie, cioè del cantautore friulano Aldo Rossi. Voi direte, ma Nesre Compagni ascolta i discos, non è uguale ascoltare i CD? No, perché qui troverete anche tutte le canzoni che sui CD non sono mai andate, le versioni strane, oppure non so, le curte un po' più berichine, ma soprattutto troverete in anteprima tutte le mie nuove canzoni che usciranno poi fra un anno, fra 2 anni sui CD. Quindi su questo portale riuscite a anticipare i tempi, a trovare tutto quello che riguarda Aldo Rossi in anteprima. Come si fa? Molto semplice. Intanto digitiamo questo indirizzo che è www.aldorossi.eu. Europe, sin diventats europeos e sperini diventare anche mondiali. Eccoci qua, e questa è l'entrata del portale. Vedete che si entra ovviamente solamente se si è abbonati, e gli abbonati appunto possono ascoltare tutte quante le mie canzoni. Qui sotto, se volete scrivermi, c'è il link per scrivermi su Facebook, c'è l'email per scrivermi appunto direttamente, qui c'è il bottone per abbonarsi. Allora proviamo a entrare nel portale www.aldorossi.eu e digitiamo chiaramente il nome utente e digitiamo anche la password, poi diamo un accedi e ci troviamo dentro nel portale. Ecco, la situazione che voi troverete entrando per la prima volta sarà praticamente questa. Qui ci sono una serie di cartelle che sembrano degli album di CD, lo sono quasi, perché la suddivisione qui non è fatta per CD, ma per anno. Vedete qui in parte, cioè tutte le canzoni che io ho scritto nei vari anni, quindi 2004 fino al 2013, è già previsto anche il 2014, ma non solo, ci sono anche tutte le mie collaborazioni, ad esempio col gruppo I Salvadis, le collaborazioni con artisti come Carnichez, con il tenore Carlo De Colle, col mio amico Romeo, e poi qui c'è anche una sezione dedicata alla storia della musica friulana. Quindi voi entrate e vi trovate in una situazione di questo tipo. La prima cosa da fare, ovviamente, se volete proprio così cominciare da zero, è usare la ricerca. Ad esempio, vado a cercare il brano Fricco, qui digito Fricco e adesso do un ricerca e mi saltano fuori 2 selezioni. La prima è Fricco, che sarebbe l'MP3 normale, e poi c'è anche Fricco Video, perché chiaramente in questo portale sono caricati anche tutti i miei video, ma non solo, caricheremo dei video prossimamente in esclusiva solo per gli utenti del portale. Ancora non so, una canzone che piace molto alle mie amiche, si tratta di Strie, vedete, io schiaccio, trovo 2 selezioni, la facciamo avviare intanto Strie, così ascoltiamo un pochino anche di questa canzone in sottofondo, eccola qua. Però c'è anche quest'altra versione, questa Strie Acoustic Version, chitarra e voce, che voi non trovate da nessun'altra parte, perché non sarà mai su un CD, ma la trovate solo all'interno di questo portale qua. Un'altra cosa che potete fare quando la canzone è partita, oltre che ascoltarvela, è, vedete qui sulla destra, si è aperto questo tab con su scritto testo. In pratica io adesso vado a cliccare e magicamente, visto che si cercare di Stries, compare il testo della canzone Strie. Ma non solo, perché voi scorrendo in giù, qui trovate anche la traduzione di tutti i miei brani. E all'inizio della traduzione in italiano c'è anche una piccola spiegazione su come è nata la canzone e di che cosa la canzone parla. Quindi una cosa veramente molto molto interessante. Bene, detto questo, però non è che uno sta lì tutto il tempo a cercare canzoni, ascoltarle, magari uno ha voglia, non so, di mandare una sequenza di canzoni per poi fare altre cose, navigare da altre parti o fare cose. Questo è abbastanza facile, perché vedete che qui sotto c'è scritto Strie, che noi stiamo ascoltando in questo momento. Se voglio scegliere delle altre canzoni, ad esempio, non so, clicco qui, vado su Aldo Rossi 2011. Ovviamente ogni annata è divisa per curtes e canzoni normali. Le curtes voi sapete che cosa sono, e le canzoni normali sono quelle che ad esempio fanno parte del CD La vita e la morte. In questo caso io clicco qui, mi si aprono
le canzoni che troviamo all'interno e posso ad esempio aggiungere canzoni nella lista che poi andrò ad ascoltare. Ad esempio aggiungo gli Howl, ecco vedete che gli Howl si è aggiunto qua, aggiungo anche Rampini, poi magari cambio, vado su un'altra cartella, vado sull'album, le canzoni contenute in un album che si chiama Furlan del 2008 e mi aggiungo anche Quiet, ecco, dopodiché questa sarà la sequenza di canzoni che andrà di seguito, di continuo. Posso anche spostarle, posso ad esempio dire al Rampini di salire di una posizione, vedete che è salito un attimo. Qui chiaramente quando ascolterete le canzoni potete sempre continuare a selezionare i testi e poi se questa lista che avete fatto vi piace potete anche salvarla. Come si fa? Molto semplice, io clicco qui, ecco, do un salva. E lui che cosa mi dice? Mi dà una selezione delle canzoni, di queste canzoni che ho appena salvato, queste 4 canzoni qua, e me le salva con la data di oggi. Chiaramente con la data non è il massimo, quindi io cosa faccio a questo punto? Clicco sulla playlist, no? Vado a dargli edit, cioè cambia, qui c'è la data, cambio e scrivo ad esempio, non so, Las Plui Bieles, no? Che sono le mie canzoni più belle, la salvo. Ecco, vedete che adesso è cambiato e questa è la Spui Bieles e questa lista chiaramente è richiamabile in ogni momento. Ad esempio io adesso qui do un pulisci, ecco, perfetto, vado a cercarmi altre cose, cambio le mie cartelle, vado a cercare altre canzoni eccetera eccetera, ma quando voglio basta che io richiami questa la Spui Bieles ed ecco che mi ricompare la mia playlist, dico suona e ovviamente lui si metterà lì a suonare di nuovo strie e le canzoni che sono segnate sotto. Ecco, più o meno è questo quello che potete fare sul mio nuovo portale di streaming. Oltre a questo chiaramente ci sono anche altre cartelle che io andrò a implementare, cioè metterei dentro poi robe man manchino in davanti. Qui trovate ad esempio, non so, la storia un po' della musica friulana e i gruppi folk come ad esempio il Trio Pacai e altri, i cori e le villotte carniche, i cori alpini, e i cantautori, come ad esempio in questo caso abbiamo caricato qualche cosa di Dario Zampa, chiamiamo chiaramente i cantautori quelli storici della canzone friulana. Qui c'è il cabaret teatro ad esempio in cui inseriremo dentro anche qualcosa dei Trigeminus e poi qui invece il cabaret musicale e quindi Tony Merlotte e tanti altri, Sdrindula e tanti altri. Poi abbiamo le rock pop band, invece in questo caso abbiamo gli FLK con il brano Tu Tramontis, ma ripeto, un po' alla volta andremo a implementarne ancora altri. Ripeto ancora una volta, qui troverete tutti i miei brani in anteprima, perché adesso d'ora in poi, quando io scriverò una canzone, invece di aspettare a pubblicarla con il nuovo CD, la metto dentro nel portale e ci metterò anche tutte quelle curte che non ho potuto pubblicare perché insomma ero in un tic birichine spesante e quindi potevo andare incontro anche a qualche problemino. Ecco, tutto questo basta che vi abbonate a questo portale www.aldorossi.eu. Tutto questo ce l'avrete se mi offrite praticamente l'abbonamento dura un anno e voi basta che mi offriate una birra al mese. E se la domanda ma se una birra al mese mi sembra proprio di no. Boh, detto questo, a questo punto chi esce, torni a pensare il nome dal portale che è www.aldorossi.eu in sin europeos. Se vi voglio iscrivermi a chi so sul portale basta che fracai sa chi, o se vi voglio mandare un'email basta che fracai sa chi. Per abbonarsi, fracai la che scritto abbonati. No. Ecco, allora uspetti dentro dal portale perché dentro dal portale sarei anch'io e una chat dentro potete chiacchierarsi direttamente di lì. Per come le lut, intanto, maneti.